Eccoci qui, ragazzi, stiamo andando a visitare una zona antichissima qui in Sardegna. Precisamente stiamo andando a vedere le Domus Deianas Sos Moios. Io qui non sono mai stato, ci troviamo in una zona molto isolata. Praticamente siamo a una ventina di chilometri da Nuoro. Quindi adesso andiamo a esplorare questa zona, ok? Che sono praticamente sono abitazioni, diciamo che sono dei cunicoli scavate nella roccia, dove si dice che alloggiavano, non so, secoli, migliaia di anni fa, alcuni abitanti. Si chiamano le Domus Deianas Sos Moios. Le Domus Deianas sono, alcuni dicono che il significato è la casa delle streghe, però su questo non posso dirvi di più. So soltanto che sono molto affascinanti. Vediamo se la strada è giusta. Allora, ci sono due sentieri, quale prendiamo, destra o sinistra? Proseguiamo dritti. Siamo proprio in mezzo alla macchia, ma qui non vedo. Proviamo a vedere lì. Secondo me non è qua. Proviamo a vedere la mappa, se ci dà un'indicazione più precisa. Forse credo che abbiamo sbagliato strada. Sì, infatti stiamo tornando indietro. Non ci sono mai venuto qui, quindi qui c'è un altro passaggio, vediamo se è qua. Ecco qua, forse ci siamo. Allora, purtroppo non sono molto ben segnalate.
A volte non è facile trovarle. No, ci stiamo allontanando di nuovo. Quindi vediamo. Allora, come vi renderete conto, qui il posto è molto selvaggio, quindi non è facile orientarsi. Proviamo da qua. C'è un po' di vento, eccole qua, le abbiamo trovate. Stavo andando tutto da un'altra parte, ce le avevo proprio vicino alla macchina, non me ne ero accorto. Guardate. Incredibile, questo è granito, ragazzi. Ecco, guardate, veniva scavato e qui ci hanno vissuto, tracce di un passato lontanissimo. Allora, non credo di poter entrare, però, allora, come vedete, speriamo che la GoPro riesca a farvi vedere bene come sono strutturate. Lì c'è un cunicolo che collegava le due piccole stanze, diciamo. Questa cos'è? Bigliettino. Di carta. Questo è strano, questo foglio. Sarà qualche turista a buon tempone che ha lasciato numeri, simboli, non so. Ecco qua, una roccia nel nulla. Svuotata all'interno e adibita ad abitazione. Diciamo una tenda da campeggio della preistoria, Attenzione alle spine, guardate. Assolutamente
confortevoli per l'epoca, un tetto dove ripararsi, completamente svuotata all'interno, dove ci poteva stare una persona rannicchiata. Sos moios. Bene, bene. Questa bella roccia ce l'ho vicino a casa e non mi sono mai avvicinato qui. Allora, lì passa la superstrada che da Nuoro collega verso la Baronia e a proseguire verso la Gallura, Olbia, eccetera. È una strada molto trafficata e quindi per arrivare fin qui deve conoscere il posto, non è facile trovarlo, però se venite qui in Sardegna vi raccomando, vi consiglio di fare un salto da queste parti, perché la regione è piena di questi siti storici, archeologici di grande importanza, di grande valore e di grande storia. Ricordatevi ragazzi, non solo mare. In Sardegna non c'è solo il mare bellissimo, c'è anche questa zona, l'interno della Barbaggia e di tutto il resto della Sardegna. Un saluto a tutti, ciao ragazzi, al prossimo video.